stato solo un attimo, una scommessa, un gioco, regalarti quello sguardo che può sfidare il fuoco. Avete deciso di giocare con Radio Special per provare a venire un pomeriggio all'Arcoveggio? Bravi! Oggi, rapidissimi, vi dico la cosa semplice che dovete fare. Ricordatevi innanzitutto il numero a cui mandare la risposta: 351 64 19 301. Lo ripeto, 351 64 19 301. Dovete dirmi se il numero del cavallo che taglia per primo il traguardo, quindi che vince la corsa, è superiore a 3 o inferiore a 3. Quindi il cavallo che vince la corsa ha un numero superiore a 3 o inferiore a 3. Se per caso vince il numero 3, dovrete rispondere con uguale. Quindi potete rispondere con minore, uguale o maggiore. Uno di questi tre simboli al 351 64 19 301 per vincere un pomeriggio all'Ippodromo Arcoveggio. Guardate il filmato ora. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Prossimi al via i partecipanti alla prima corsa. È la prova riservata ai gentleman, 4 anni a condizioni, corsa che chiama da 5 a 12.000 euro vinti nella carriera. All'1 Falcon Baldone, 2 Frankenstein Matto, 3 Forza Onore GPD, 4 Fast, 5 Fernanda, 6 Footloose Griff, 7 Forever Fly. Favori al gioco per Fernanda che è scesa dalla pari di apertura all'1,65 sul campo, 2 Pulito per Fast, 5 per Falcon Baldone. Macchina che inizia a prendere velocità, si prepara al lancio e si parte con la velocità da parte di Fernanda che insieme a Fast fanno gran partenza. Fast che riesce a contenere Fernanda all'imbocco della prima piegata. Fast in vantaggio nei confronti di Fernanda che si sistema 3, seconda. Forza Onore GPD squalificato. GPD, terza posizione per Footloose Griff, completamento dei primi 200 metri in 13,8. Parziale al fulmicotone quello iniziale con cui Fast ha preso la testa nei confronti di Fernanda, poi Footloose Griff, quindi ancora Falcon Baldoni in quarta posizione con accanto Forever Fly alla retroguardia Frankenstein Matto, 28,3 i primi 400 metri di corsa. Riprende in mano Fast che si porta in scia Fernanda, poi Footloose Griff, quindi Falcon Baldone al largo Forever Fly al completamento dei 600 metri passati in 43,5. Fast in vantaggio, Fernanda nella sua scia, poi all'esterno in terza posizione Footloose Griff e all'esterno Forever Fly. Completamento degli 800 metri di corsa passati in 58,2 da Fast che continua a camminare a grandissimo ritmo sulla curva di destra. Fernanda che scappa un po' in fuori in prossimità del chilometro, è bucata di dentro da Footloose Griff, chilometro passato in 1,13,3 da Fast che è in vantaggio, Footloose Griff nella sua scia. Fernanda che una volta rimasta di fuori non progredisce, di dentro Falcon Baldone. Fast in vantaggio a 400 metri dalla conclusione, la retta opposta alle tribune in 14,9, 1,28,2 i 3/4 di miglio. Fast in evidenza nei confronti di Footloose Griff, poi Falcon Baldone. Quando siamo a metà della piegata conclusiva, Fast controlla le operazioni, Footloose Griff nella sua scia, poi Falcon Baldone in terza posizione, la retta d'arrivo per Fast che l'affronta in vantaggio nei confronti di Footloose Griff che prova a spostare al largo. Fast in vantaggio, Footloose che ci prova, si difende Fast, Footloose che insiste all'esterno, i due testa a testa sul palo. Fast si difende da Footloose Griff, al terzo posto finisce Falcon Baldone. 33 ad arrivare per il successo a media di 1,13,7 di Fast. Manuele Casillo per il training di Gennaro Casillo, i colori dello stesso Manuele Casillo che porta al palo il figlio di Royal Blessed in percorso d'avanguardia, a media di 1,13,7. Fast che viene a vincere su Footloose Griff che si impegna bene nel finale, impegna l'avversario ma non riesce a batterlo. Al terzo Falcon Baldone in numeri 4, 6, 1, il probabile arrivo della prima. È stato solo un attimo, una scommessa, un gioco, regalarti quello sguardo che può sfidare il fuoco.